ma sta qua è una serie di raccomandazioni che ti fa tomare da quando che ti sei nato a quando che ti morirà, che ti romperà sempre i coglioni per quello che ti dovresti fare che vorrei ma ti profondamente non te vuoi. E prima se questo usato che mangiare e se lavare il 90% è fatto. Questa non è una delle frasi che ti dice tomare, che è una frase che dice a sue amiche relative alla pulizia personale. Acqua e savon non ha mai copare i suni. Non sta ammazzate da erba che non viene più via. Non sta incrociare gli occhi che te resti così per sempre. Non sta cavate e brose che te fai infezione. Come fai a stare così? Non sta mettere i denti sul naso. Non sta a tirare su e subito il naso. Stai a trovare i denti. Stai a trovare gli occhi. Stai a metà a camera. Penso che se ne da sole. Stai a pettenà. Dove credi tornare vestito così? Dove credi tornare pettenà così? Sugati i capelli che ti ciampi coera. Cambiati i mudande che se te fai un incidente. Mangiare, altra categoria, numero 2. Che se fra tutte le frasi che dice e mamme, che ne è una sola che dice i genitori di sesso maschile, cioè toppare. Che se tasi, magna e dici che se buon che ha spegnata tutta la mattina. Dopo arriva a tomare e dice, mi non so a cameriera, se che da aspettare 3 ore per fare il bagno. Ah, è il signorino che piace il massacotto. Se non te mangi tutto non te dai il gelato alla fine. Come fai a dire che non ti piace se non te lo sai? Fa qualcosa, faresti a togliere la gratta al formaggio. Mangia un pomo che al cioccolato ti brucia il culo. Mangia i spinassi che ha il ferro. Magna che te deve integrando, magna con la bocca sarà, magna e pensa che in Africa i putei muore di fame, come che se mi magno io non muore altro di fame, non sta a parlare con te magni, così non ti puoi neanche rispondere in greco. E il siropo cattivo è quello che fa bene. Non si è mai capito, ma il siropo che come bevuto mi, infatti con polvere, faceva da cagare e non mi ha mai fatto niente. Non so, non c'è una risposta. Con cavoli fioi capirei, te capirei più avanti. Mi a tua età non mi sono mai annoiato. Mia a tua età, che avevo usato un lavoro per conto mio, a tua età saltavo i fossi per lungo, a saltare a cuore del can. Potevo che rotto ti sei contento, un giorno te mi ringrazierei per questo. Cosa ti insegni in scuola? Ma a maestra non ti cambia niente da fare per casa. Se te che mai per andare a scuola, te che mai anche per andare fuori a giocare. Va fuori a giocare che sei una bella giornata, vai in letto che te che sono. Guarda che non sei sempre domenica. Appunto fammi diventare matta. Cosa te che avevo detto mi? Poi te arrivi, te mi franciamo che stavo più tranquilla. Non te lo compro neanche se te parli in latino. Pensi che mi fabbrica schede di notte? Pensi che qua sia un albergo? Rispondimi cosa te parlo. Sara che a porta, sei tornato in barca, non sta a sbattere la porta, non sta a usare che tono come cazzo capito, non sta a guardare la televisione massa vicino, non te che è meglio niente da fare che cincionare con i videogiochi, non sta a domandare perché e risposta se no. Cazzo amorosetta, con chi vai tu via? Se ti dice buttati in canale, buttati, mi avevo detto un nosetto. Sto sordo ho fatto finta dei pomi, e il letto si è fatto per dormire, non per saltare. Finché te si qua, te fai come che dico mi. Domanda sempre per piacere. Metti in mano sul manubrio che ti rompi la testa. Metti la roba al suo posto così te accatti. Non mi interessa chi che casco mi sia, ho detto che muore. Te ho messo al mondo e mi te cavo. Non sta a fare che venga là. Conto fino al 3. Guarda che c'amo toppare. Che amona e tomare che possa dire a me. Puedes estar contento, ya terminó este sufrimiento. Ya ha quedado tendida en el suelo sin vida y sin aliento. Créelo, no era preciso ningún aviso en ese momento. Se acabó el tormento, no hay cabida ni tiempo al arrepentimiento. ¿Y qué más da? Solo es una historia más entre tantas. Levanta, coge el cadáver, cinta aislante y ese par de mantas. Sabes de sobras que es frágil, apenas aguanta, pero no puede pasarte nada por apretarle un poco la garganta. Ya estaba muy clara la jugada, tu llegada, abierta estaba la puerta de entrada y subiste en 2 trancadas. El momento y el lugar es tu morada y esta madrugada para quitarle el aire y sin que nadie se entere de nada. No hay piedras que valga, tuvo lo que quiso, el caso omiso no te quiso y tú sumiso al falso compromiso. Yo ya al llegar al piso sin permiso era preciso al verla en viso darle un imprevisto y sin previo aviso.